in campo con il tentativo e prima tripla da parte della SBC. È una grandissima tiratrice dall'arco, adesso ci è messa anche il nuovo acquisto. Ostarello, gioco spalle a canestro, l'apertura per Guatmey. Sisri Baikar, che nelle ultime uscite, anche quelle perse, ha dimostrato di essere comunque una squadra, e poi la perla. Guatmey che sale in cielo per prendere questa palla sulla testa di Lienamic, ancora in palleggio, il jump che va a buon fine di Bjorklund, però resta lì Ostarello, resta lì anche Francesca Russo, commette fallo e canestro. Sbaglia anche il secondo, Cooper prova a sporcare e guadagna ancora una volta palla per le sue, Miccio da 3, lo mette! San Martino ancora dentro la palla per Ostarello, qui è fatto benissimo, dunque adesso 11-10 per le viaggianti. Cooper, difficoltà in settimana per Cooper ad allenarsi, praticamente non lo ha fatto qui, grande tiro piedi per terra da parte di Bjorklund. Guatmey che ruba palla senza fallo, riparte San Martino ancora con Ostarello in palleggio, il fallo di Cooper e canestro ancora una volta da parte di San Martino. Durante la stessa azione passano da uomo a zona, San Martino è una di queste. Ottimo rimbalzo della Gatling in attacco. Ancora la transizione di Pasa, tentativo da 3 che va a segno da parte di Bjorklund. La marcatura Tonello ancora per Cooper, vuol fare tutto da sola Cooper fino in fondo, Cooper bravo, bel canestro. Palleggio, tentativo da 3 che va a buon fine da parte di Ciaravella. Verona può pensare al tiro, invece va a mano sinistra fino in fondo, cerca un passaggio, la palla gli torna tra le mani, grande assist per Gatling. San Martino ancora in possesso, il tentativo di Guatmey, qui Gatling chiude l'ennesimo backdoor per San Martino, lo scarico di Flores Costa per Marta Verona. SBC che porta nuovamente avanti il suo possesso con Cupido, palleggio dietro la schiena, si ferma, tiro dalla media, Rosa Cupido, si fa vedere Flores Costa, attenzione qui con il passaggio dalla schiena per Gatling, ancora un extra pass, Verona dentro per Gatling, mamma mia che azione da parte di SBC, che è libera, adesso non più Cupido, fino in fondo, forse col fallo Cupido! Completa più 8 il gioco da 3 punti, Rosa Cupido 31-23, grande passaggio qui. Siamo 6 punti sopra, adesso altro taglio backdoor per Ostarello e non arretra, bel passaggio, bel canestro della Cooper, ottimo. 2-5 alla fine di questo primo tempo, Bjorklund che è davvero una signora tiratrice. Non è facile. Cooper stoppata da parte di Ostarello sul 24esimo secondo del possesso, il 14esimo in realtà. Ancora il tentativo da 3 di Guatmey. Qua ci coppa. 5 secondi, va fino in fondo Pasa che vuole questo canestro e lo ottiene sulla sirena. Si torna a giocare al Palamangano con SBC in possesso per questo primo pallone del secondo tempo. Kisha Gatling. Fietta fuori per Sulciute, dentro ancora per Bjorklund che deve di San Martino. Bjorklund palla dentro per Sulciute, grande azione qui. Un controllo del corpo nonostante sia una lunga veramente eccezionale. Cupido sola contro tutte per lei, contro Gatling, si rinnova il duello, ancora Fietta, il blocco di Sulciute qui consegna 2 punti. Cupido ancora, cambio accettato, poi tentativo da 2. Fuori per Fietta, tanto spazio da 3, lo mette. Velocemente e chiaramente Palermo sta andando avanti soltanto per la grinta, la determinazione di Rosa Cupido. Si va da Sulciute, tentativo da parte di Ciavarella. Adesso massimo vantaggio per San Martino, palle in mano e arriva il canestro. Vanno a chiudere la difesa ancora con Russo e Miccio. Fietta fuori in angolo, extra pass da 3, questo fa malissimo. La fisicità di San Martino comincia a salire in maniera notevole e Palermo sta andando proprio male. 4-4-5-9, adesso probabilmente chiamerà time out coach Dantino Coppa dopo questo canestro. Sì, no, la Guatney comunque non è vero che non conta, perché conta, intanto perché bella palla finalmente. Sulciute in angolo, Verona su tutto, Ciavarella va corta e riesce a prendere il rimbalzo Sulciute che mette 2 punti.
Verona linea di fondo chiusa da parte di Tonello e la Bab potrebbe andare da Flores Costa e la Bab vuol fare tutto da sola, mette 2 punti, passa davanti Tonello, fuori per Verona. Verona prova, fuori ritmo, mette una tripla importante per Palermo, sul chute ancora fino in fondo, Guatmi può andare fuori da Fietta, tripla, difesa asfissiante di San Martino, Marta Verona, restata data anche Flores Costa, Miccio, fuori ritmo, a piedi per terra, contro la Bab, vuol far vedere un fallo che però non c'è, ancora sul chute, la finta sul chute, e a 35... Adesso rimettiamo a posto anche il nostro cronometro. Marta Verona, lo smarcamento di Bjorklund, attenzione a tanto spazio, Miccio esce senza fallo, Bjorklund prende quella che di fatto è una delle sue tante mattonelle. Come le maglie di San Martino, rubata da parte di Flores Costa, che è andata dritta sulla palla, attenzione ancora 2 palleggi dietro la schiena, gran canestro. Verona fino in fondo, altri 2 punti, ancora vuol fare tutto lei contro Bjorklund, deve fermarsi, fuori per Miccio, da 3! Qui forse sbaglia, 3 minuti e 30 secondi. Ci sono altri 2 punti per San Martino, palla ancora dentro, Manzotti prova a rubare ma sul chute è veramente enorme, gran passaggio, backdoor ancora. Serve una trascossa a Palermo, ancora Flores Costa, Manzotti porta un blocco, la palla per lei, prova da 3, Manzotti! Flores Costa fino in fondo vuole andare, palleggia ancora dietro la schiena, deve dare a Marta Verona. Il jump in palleggio dietro la schiena ancora, ma chiude bene Russo da 3, lo mette Francesca Russo, Flores Costa si apre per Russo, finta ancora, vuole andare fino in fondo, Russo appoggio 2 punti, meno 3 Palermo, 2 su 2. Flores Costa, Verona backdoor, mette 2 punti Marta Verona. Scusate, ovviamente 8-2, 8-5, altri 2 punti da parte di San Martino. Palermo non molla, 2 su 2 per Guatmi, vince San Martino, adesso non arriva neanche il fischio, finisce qui il match, 8-4, 8-9.